6 anni dopo una lotta del territorio che rivoleva le linee ferroviarie dismessa, quel treno fra Sacile in provincia di Pordenone e Gemona in quella di Udine torna e lo fa pure in pompa magna con un appellativo che ne descrive struttura e potenzialità. È una ferrovia turistica che può generare un indotto di milioni di euro. È quello che accade in Svizzera, con delle meravigliose ferrovie alpine. Pensiamo tutti al Trenino Rosso che corre sui ghiacciai del Bernina. Il Friuli Venezia Giulia non ha nulla da invidiare per sapori, paesaggi, colori, tradizioni alle valli svizzere. E quindi io credo che a regime il trenino storico, come molto carinamente lo chiamiamo, della ferrovia Sacile-Gemona, sarà un motore di sviluppo per andare a vedere tutti gli attrattori turistici che corrono su questo binario. L'inaugurazione ufficiale avviene di domenica, giornata in cui la Ferrovia Pedemontana del Friuli affida a uno storico treno a vapore corredato di carrozze d'epoca l'avvio della gestione di una tratta che promette un ampio utilizzo e non solo in funzione dei pendolari. Prima di tutto recuperiamo una infrastruttura dismessa e quindi non bella da vedere, che potrebbe portare anche un degrado dal punto di vista del territorio. 2, facciamo, come si dice, concretizzare le cosiddette sinergie, mettere in sinergia più comune per fare rete, per fare turismo, per fare economia, per fare anche, come dicevo un attimo fa, la possibilità degli studenti, per esempio, di partecipare alle scuole, quelle delle superiori, da un comune all'altro, magari dove non ci sono. Il treno fa sosta in tutte le stazioni lungo la tratta per sottolineare lo spirito di festa popolare che aleggia sopra questa inaugurazione. Un primo passo per una più intensa collaborazione futura fra pubblico e privato. Pensiamo alla valorizzazione delle piccole stazioni che possono diventare stazioni di posta dove degustare vini, prodotti tipici locali, a cura del territorio e quindi del privato, ma pensiamo soprattutto alla terminalizzazione turistica. Arrivati con il treno storico in una stazione si può raggiungere la valle circostante o quella trasversale, insomma conoscere tutto il territorio in un match di competenze pubbliche e private che sono tutte da costruire, ma che con la riattivazione di questa ferrovia sono veramente a portata di mano. La Sacile-Gemona sarà la prima ferrovia in Italia ad essere utilizzata sia per il trasporto passeggeri che per quello turistico. Fondazione Ferrovie dello Stato l'ha inserita nel progetto nazionale Binari senza tempo.